Allora, Rosanna Bettella, velocissima perché abbiamo Sì. tante questioni da fare. Quota 41, Sì, questa mi questa è un'altra sfugge. possibilità che Vediamo si sempre la ipotizza, no, slide. di andare in pensione con 41 anni di contributi. Però anche qua viene prevista un'età che sono i 62 anni e poi comunque per chi aveva maturato già i 18 anni nel 95, no, prima della riforma Dini, si vedrebbe trasformato tutto quanto in contributivo. E quindi questo è peggiorativo, è un po' quello che dicevamo prima rispetto ai 4.000 delle pensioni d'oro. Tutte le pensioni, se non quelle che hanno cominciato a lavorare dopo il 95, hanno questo sistema misto, no? O contributivo, o tutto retributivo, o retributivo e contributivo. E se non è partita la previdenza complementare dopo il 95, quindi la pensione integrativa, vedersi trasformato tutto diventa Assolutamente. penalizzante. Voi suggerite che cosa quindi? Beh, noi naturalmente per noi la quota 41 è a prescindere da età, uno quando ha lavorato 41 anni può andare, insomma, pensiamo noi ha già dato in abbastanza. pensione, ecco. Anche perché dobbiamo lasciare spazio ai giovani. Sì. Infatti, anche se vabbè, incredibile, vabbè. Anticipo pensionistico, l'APE sociale, che è un'altra questione molto importante. Sì, perché il poi, governo cosa dice? Perché prevedendo questa quota 100, no, o quota 41, naturalmente la contropartita è blocchiamo l'APE sociale, che avrebbe bisogno di un decreto di proroga, no, per il 2019, e appunto la possibilità è quella di andare appunto soltanto con la quota 100 o quota 41. Secondo noi invece l'APE sociale va assolutamente, questa è la strada, insomma, perché come dicevo tiene conto delle carriere lavorative, della tipologia dei lavori, delle situazioni familiari, del lavoro di cura, insomma se una persona ha dovuto seguire una persona disabile, no, o non autosufficiente, quindi andrebbe però corretta, voi dite un pochettino. Sì, va bene, noi chiediamo per esempio l'ampliamento dei lavori gravosi, no? Perché avevamo infatti chiesto nella nostra piattaforma di continuare a trovarsi e a confrontarsi proprio per allargare la platea. Non siamo riusciti nel confronto a tener conto veramente di tutte le tipologie. Non è un caso, mi ricordo bene che quando è partita l'APE sociale, no, molti lavoratori e lavoratrici erano venute da noi e dicevano: ma io non rientro in quella tipologia, no? Intanto siamo riusciti, no, con la mobilitazione ad allargare a questo. Certamente non ci fermiamo qua perché il mondo del lavoro è così variegato e le situazioni personali sono così varie che veramente bisogna guardarle bene, no? Perfetto, sempre tra le novità, quindi rivediamo un'altra slide, l'opzione donna di cui abbiamo parlato più volte. Cosa suggerirebbe il governo? L'opzione donna, sì, nel contratto Movimento 5 Stelle Lega si dice che l'opzione donna viene prorogata. Allora, l'opzione donna è stata negli anni passati, quando è stata introdotta, una forma per ovviare in parte, insomma, all'allungamento dell'età pensionabile, però con una forte penalizzazione, nel senso che una poteva scegliere, ed erano solo le donne che potevano scegliere, però con un taglio tra il 30 e il 40% perché c'era la trasformazione tutta al contributivo. Certo. Quindi ci si rimette. E quindi è una scelta individuale. Noi non siamo... Cioè dipende quanto uno porterebbe a casa. Per noi questa pensione, non è la soluzione ideale, insomma, bisogna trovare assolutamente altre strade. Noi non siamo per penalizzare le persone. Le donne in particolare. E le donne in particolare, che hanno lavorato una vita e hanno fatto anche il doppio lavoro, no? Un attimo solo che c'è una telefonata, se non erro. Pronto? Pronto, buongiorno a voi. Sì, buongiorno. Sì. Da dove chiama? Io chiamo da Padova, Sì, prego, dica tutto. Sì, infatti io vorrei fare una domanda, in quanto oggi sto seguendo la vostra trasmissione e state parlando appunto di pensioni.
di quota 41. Dunque io faccio parte di quella categoria di donne che la legge Fornero ha spostato a 67 anni la pensione di anzianità. Esatto. Avevo dei contributi di 27 anni, quindi io pensavo che a 60 anni avrei avuto la mia pensione, mi trovo slittata di 7 anni e adesso sento parlare questa famosa quota 100, a prescindere che io ho 65 anni e 27 anni di contributi. Ho lasciato il mio lavoro, come molte donne come me a quell'epoca, perché oltre a crescere dei figli avevamo anche gli anziani. Certo. E quindi abbiamo dovuto fare delle scelte e sacrificare per poi trovarci, diciamo, a questo punto come donne, molte di noi penalizzate, perché la famiglia richiedeva in quel momento la presenza e non c'è stato niente da fare. Io vorrei appunto, la domanda che voglio fare è per quanto riguarda la pensione di anzianità. Se anche noi che siamo fuori dal mondo del lavoro e aspettiamo i 67 anni, non raggiungiamo la quota 100, se verrà appunto anche per quanto riguarda le persone come me fatto un calcolo di questo genere, perché io non avrò più 67 anni quando andrò a percepire la mia pensione, dovrò aspettare la quota 100, quindi io l'avrò a 73 se le cose vanno avanti così. È una domanda che faccio a voi. Certo. Chiaro. Grazie, sì. Chiaro. Occorre fare qualche altra domanda di precisazione o possiamo lasciare? No, nel senso che io ho capito. Basta, io era solo questo. Grazie signora, grazie molto di aver chiamato. Adesso vediamo di io ho capito che la rispondere. signora ha 65 anni. Certo. No, e 27 anni di lavoro, quindi se la quota 100 è come ci era figurata nei giornali, non può andare in pensione. Infatti lei ha detto, ma allora dovrò aspettare 70 e passare? Certo, deve l'età della pensione di vecchiaia. Cioè per che poi anche qua noi stiamo chiedendo con forza che venga bloccata quell'aggiornamento, quel meccanismo, no, che porta sempre l'aspettativa di vita che porta sempre più avanti la pensione. Quindi allo Stato, se ci fosse questa modifica, la risposta alla signora è che purtroppo deve aspettare, sì, certo. perché non c'è... diciamo che non ha vantaggi. Non ha vantaggi. Siamo arrivati proprio in chiusura delle pensioni d'ora, abbiamo già parlato del congresso, 2 parole. Sì, no, allora, sulle pensioni noi siamo per una riforma complessiva, perché noi vogliamo guardare oltre a chi è in pensione, a chi sta per andarci, ai giovani che ci andranno e saranno in condizioni pietose. Quindi dobbiamo costruire una risposta che tenga assieme l'insieme del mondo del lavoro e dei pensionati. Questo è un tema che noi trattiamo nel nostro congresso. La CGIL e lo SPI è a congresso, si è avviata questa stagione che vedrà il clou a settembre, quindi quando riprenderemo con questa trasmissione torneremo qui a parlare di congresso. È un congresso che è un grande processo di coinvolgimento democratico dei nostri iscritti. Dicevo prima che in questi anni le persone ci stanno dando fiducia, sono aumentati i nostri iscritti. Cioè le istanze che ha fatto la signora, che ci hanno scritto, voi le raccogliete? Faremo assemblee nei territori, in tutti i comuni, per incontrare gli iscritti e anche i non iscritti, anche gli spettatori che ci ascoltano, se vogliono venire alle nostre assemblee, per confrontarsi su questi temi. Noi ascoltiamo. Cioè capire le esigenze, insomma, della gente. Ascoltiamo i bisogni, perché assieme costruiamo poi quelle che sono le nostre piattaforme e le nostre vertenze, le pensioni, la sanità in particolar modo, la non autosufficienza, sono i temi sui quali noi siamo concentrati, ma sopra di tutto c'è il lavoro, perché senza lavoro una società non può vivere. È un tema a noi particolarmente caro. Allora, Elena Di Gregorio, grazie di essere stata qui con noi. Rossana Bettella, grazie di averci supportato. A questo punto buon lavoro, buona preparazione ai congressi. Grazie a voi di aver partecipato con i vostri messaggi, con le telefonate, perché sono sempre delle istanze molto importanti e le situazioni che uno vive sono testimonianza di che cosa c'è ancora da fare per modificare, per venire incontro alle esigenze. Le sedi dello SPCGL sono sempre aperte anche tutta l'estate e quindi le potete contattare direttamente per dare una controllata alla vostra posizione pensionistica, per capire quanto manca, cosa c'è da fare, per eventualmente recuperare dei diritti che non sono stati espressi, non sono stati rivendicati, insomma, oppure la 14ª se non vi è arrivata. Attenzione, controllate bene se avete diritto oppure no e se vi è arrivata a luglio, giusto? Perfetto. Certo. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie.